ammirabile Salvatore, prego. Ecco qui, benvenuto Salvatore a casa tua, benvenuto. Ascoltiamo anche per lui, anche se anche lui ha un curriculum lunghissimo, sono tante le cose che ha fatto, così come di giusto per tutti. Ascoltiamo 10 righe sul nostro caro Salvatore. Totò Mirabile, dal pensiero eclettico, scrittore e poeta, vive a Marsala sin da giovane, inizia a scrivere e musicare, suonare e cantare, dipingere e fotografare, riunire e catalogare, dirigere farse teatrali, pubblicata nel suo libro Il teatro da raccontare, da ricordare. La storia di Chiusa la racconta di canti e canzoni da lui composti, tra cui la Cirasara di Chiusa e I ragazzi di Borgata. Scrive libri Le tabelle di luogo e di luoghi in Sicilia personalmente visitati. Fonda il Museo Mirabile di Marsala, ha partecipato a vari simposi di poeti siciliani e concorsi. La Zisa ha pubblicato varie poesie, con quest'ultima nel 2013 il libro La Scriva Poesie, i proverbi siciliani pubblicati nel giornale di Marsala e basta. Cos'è che ci fai ascoltare? Dunque, io vi faccio ascoltare Dio ne scansi di malattie. Ragione, prego. Però c'è, è libero, descansa è libero, su 2 minuti sempre ascoltare. Descansa è libero. Allora, in questa poesia la dedico a un amico poeta che oggi non è presente appunto perché c'ha la mamma che purtroppo è ammalata. Dio ne scansi di malattie. Ho visto il cancro, malattia davvero terribile, che aggredisce tanti in maniera ignobile. Un mosso che non conosce annuncio, né nico né grande né ladio né bello. Ho visto amici ammalarsi improvvisamente e per sconfiggere il male lottare con la mente. E tutti i voti miseria, che è una vera tragedia, tanto che è sicuro che nudo si piglia nel mio. Ho visto amici dalle facce rose diventare verdi, che abbassavano gli occhi e tutti i curiosi sguardi, e trasformandosi di facce e perdendo le capiglie, girare intorno con le coppole antiche e le cappelle. Ho visto parenti soffrire che perdono il sorriso, amareggiati dal mondo con un sofferente viso, per colpa di dolori causati da un maledetto male, un dolore psichico e fisico, dentro peggio dello ferro. Ho visto tanti avere vinto sul male e guarito, e ringraziare pregando come non mai il Signore. E altri, che anche se persero la battaglia, stare in cielo, o Dio, a guardia della soglia. Grazie. A questo punto scusatemi, ma vogliamo essere io ed Enzo a dare l'attestato di partecipazione e ufficialmente consegno a Totò Mirabile l'attestato di partecipazione. Grazie. Mettiamo bene in vista, così. Abbraccio per la foto. Grazie, grazie Totò per tutto e per la splendida poesia.